La ville vicentina del DDV ha una popolazione di 1399 abitanti. Il territorio comunale si slarge per passe 5 km² e al confine coi comuni di Aquilée, Sarvignan, Flumigel, Rude e Thiars di Aquilée. In antiche ville vicentine si chiamava Camarcio e fin dai tempi di August al faceva parte dall'antic agri aquileiese romano. Il nome, quello dal tempo, di Camarcio è diventato ville vicentine, ma i suoi abitanti, per Furlan, le chiamano la villa. L'antic non Camarcio al fa scapì che te antichitat ali era un luogo marcio, vale a di frait, paludos, plendiaghe. La storia di questo paese nos conta che ha scognuto sopportare diverse invasioni barbariche e quando dal XV secolo a scominciare in anche che dai turcs, dal 1466 di Vicenza con altri colonos alla villa arriva la nobile famiglia Gorgo per far fronte alle frequenti scorsadi turchi costruendo barricadi indifese. Alle così che di che volte il piccolo paese di Camarcio popolato anche di Vicentins al diventare Villa Vicentina. Al DDV il paese di la villa è il centro abitato più popoloso del comune, perché il territorio comunale al completo è formato di altri 5 piccoli borghi, più o meno distanza dal centro abitato di la villa. I borghi sono Borg di Pac, Borg Sandrigo, Malborghet, Chian di Isora, Borg Chiandeletis. Il più antico è Borg di Pac e la gran parte è formata di casi contadini sparpaiati per campagne. La costruzione che attribuisce l'antichità a Borg di Pac è Villa Asiola, chiamata dai clerici di che volte anche Aselgia. Dai documenti a disposizione, dal 1174 il pape Sandri Thiars al conferive a Ionate, preposito dai canonici d'Eglesia dei Sans Filippo Fortunati di Aquilée, il diritto di la villa di Asiola. Tal documento si precisa che in che volte te ville avvivevin 12 fameis. In temps più recenti, in queste ville è dimorata anche la suor di Napoleone, la contessa Marianna Napoleone Baciocchi. Al di due la villa Asiola è stata trasformata in un rinomato agriturismo che all'ospita i turisti dal biel miez dal verde de nature.
Dice che si può scapire di un altro documento il flum che al passe par lì, in che volte si chiamava Roia dai Boions. Da proof dal Borg di Pac, ma pluia sorelli a Mont, alle Borg Sandrigo. Si chiama così per via de presenze di una famiglia visentine che abita lì per tanto tempo. Sandrigo, di fatto, è un comune di 5.000 abitanti in provincia di Vicenza, ma il nostro Borg Sandrigo è formato soprattutto di famiglie contadini dal Dut Furlanis. Tal Borg è una rinomate frasce tan frequentate e una officine meccaniche. La roia che passa per lì si chiama Arsingul, taglian rassingolo, non che al diven dal tedesco Racing. Ma il borghet o anche Borg Dodon è lì fin dal XVI secolo. Malborghet, parce che lì e tal dulintor, te di miez, agli era dut un palut, e la roia muartesina di Malborghet alle duzze che resta da palut. Il toponim Dodon non è altri che il sovrannom di un branco de famiglia stabile, ma il dopli non è dovuto anche al confine che al passa per lì, che al divid li chasis dal Borg tra il comune di La Villa e Tierce di Aquilee. Dal 1500 Malborghet e Borg Sandrigo venivano chiamati anche Cau di Sot, in opposizione di Ciadisore, altri Borg che offrivano rintra un momento e che alle plui a tramontan di 12 Borgs di La Villa. A tramontan di Malborghet, ma prima de Ferrade, è il piccolo Borg Ciandeletis. È un casal con 3-4 chasis. Non è antico. Difatti il cartello al dice che è stato fatto su dal 1800. Vecchi allora che a tramontan di Borg Ciandeletis è il biel grandut Borg Ciadisore. Taccata la villa alle te crosate di stradis che di la villa a menin a Scodovace
e a Mortesins. Dicha disore a confin con Scodovace è il Puint de Stris, conosciuto perché une volte gli Stris si chattavano lì in giornadis prestabilidis. Traccia disore e la villa a esisting dai stabi antics clamats Ghet. Il Ghet più conosciuto però è l'antic Borg d'Eglesie in centri alla villa. È di precisare che il nome non ha nulla a che fare col Ghet dai Ebreus. È di marcare che oltre ai borgs più o manco antics che ha insiore il territorio, la villa è anche custode di storie resinte. Giusto in centri è la grande villa Ciardi, dove che Elise Bonaparte Baciocchi, la niece di Napoleon, e passava le vacanze, e dove che il gran scienziato Pasteur aveva cercato rimedi pal calcino, una malattia dai cavaliers che aveva fatto tant danno ai allevatori di che volte. Altre opere artistiche e storiche e la cappelle, fatte fa li donge de Contesse Elise, per sepolture dall'unic fi, Benedette Napoleon, che si copà con un colpo di pistole. Senza fevelade parrocchiali di la villa, la Glesia di Santa Maria, fatte sotto seconda metà dal 1600, parsore di une altre più antiche, con un tabernacolo dal XIII secolo. Insomma, un piccolo ma grande comune con una varietà di storie e arte di grande interesse. O podin dire allora che la comunità di la villa è par da buon vantarsi di essere erede e custode di un importante patrimonio storico furlan. Mandi!